Vi vorrei parlare di due esempi di economia circolare. Il primo, nato nel 2010 in Francia, promosso da Renault, costruttore automobilistico, che mira al recupero di parti di componenti di veicoli fuori uso per riprodurre manufatti di plastica, in particolare paraurti rigenerati, che hanno le stesse caratteristiche meccaniche del paraurto prodotto con la materia prima vergine. Questo progetto si chiama ICAR 95 perché dal 2000 è in vigore nella Comunità Europea una normativa che impone a partire dal 2015 di arrivare al recupero di oltre il 95% del materiale del veicolo fuori uso. Il secondo progetto riguarda la depolimerizzazione del PET. Cosa significa? Che le bottiglie in plastica triturate vengono lavorate con particolari enzimi prodotti dalla società Carbios, sempre francese, che nel 2011 ha lanciato questo progetto che si chiama Thanaplast, che mira a scindere i legami dei polimeri per produrre monomeri che poi vengono riutilizzati come materia prima vergine nella produzione di altro PET anche a destinazione alimentare.